L'antica stazione di posta di Bevilacqua. Tra Montagnana e Legnago, sulla strada Padana Inferiore, all'inizio del centro di Bevilacqua, in provincia di Verona, si protende verso la strada una grande costruzione in mattoni, ora transennata e cadente. Fino ad un decennio fa, l'edificio è stato utilizzato alternativamente come ristorante, pub, bar, ed ora è in condizioni di totale abbandono. La struttura risale alla metà del XV secolo ed era annesso al vicino castello dei Bevilacqua. Dalla sua origine aveva funzione di osteria e luogo di riposo per i cavalli. La facciata presenta 6 grandi arcate al piano terra, rinforzate con contrafforti verso la strada, con al piano superiore 6 finestre, un tempo a volta, come si intravede, il cornicione a dentelli e fino a 10 anni fa erano presenti anche 2 camini. Sopra la terza arcata da sinistra e sotto una finestra è presente uno stemma. Sul lato a ponente si vede un'arcata di accesso al porticato e sopra questa una bifora trilobata murata e di lato altre finestre ad arco acuto rettificate. E appena sotto il colmo del tetto, a fianco della canna fumaria, un'altra finestra ad arco, ora murata, che serviva per dar luce alla soffitta. Sul lato a levante, al primo piano, sono presenti finestre ad arco e altre finestre molto manomesse. Sulla parte verso la strada si intravede un riquadro che lascia intuire la presenza di una meridiana. Sul tetto, verso nord, un bel camino quadro probabilmente originale e sotto il cornicione 2 oculi per arieggiare la soffitta. Sul retro dell'edificio è presente una struttura più bassa merlata.